Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Reduce dal prezioso pareggio di Bari, il Varese ospita il Crotone per la seconda giornata di Serie B-Win. Rispetto alla gara d'esordio, Carbone schiera dal primo minuto Trost con Corti e Zecchin a supporto di De Luca. Il Crotone deve fare a meno di Belez, convocato in nazionale, gioca Bindi, in campo dall'inizio anche Massimo Loviso, arbitra Merchiori di Ferrara. L'inizio è tutto dei padroni di casa che si fanno subito pericolosi al nono con questa azione che libera al tiro Carrozza, il suo destro però è un tiro debole che non preoccupa il portiere del Crotone. Al minuto numero 16 ancora Carrozza, un'azione tutta in verticale, Carrozza che serve De Luca, bravissimo anche in questa occasione Bindi ad anticipare il giovane attaccante. Al minuto numero 24 si fa vedere Kurtic sulla sinistra, azione bella quella del centrocampista sloveno, il suo è un cross insidioso, libera con affanno la difesa calabrese. Un minuto più tardi ancora Varese in avanti, il cross messo fuori dalla difesa del Crotone, libera al tiro Carrozza, il suo tiro viene parato in due tempi da Bindi. Per vedere qualcosa di interessante del Crotone bisogna aspettare il 26esimo su questo calcio d'angolo battuto da Ciano, ci mette i pugni Moro e poi la difesa varesina allontana la minaccia. Al minuto numero 32 l'azione più importante del primo tempo, la respinta con i pugni di Bindi, poi ancora Carrozza, il suo sinistro va a schiantarsi sul palo, sulla ribattuta Tappin che sembra vincente di De Luca, ma bravissimo Bindi a recuperare la posizione e a respingere il colpo di testa dell'attaccante. Al 34esimo si fa vedere ancora il Crotone con la rimessa laterale lunga di Migliore in mezzo all'area di rigore varesina, prova la girata Migliore, pallone che si perde però sul fondo. Un minuto più tardi e siamo al 35esimo, la punizione di Kurtic non fa male a Bindi che recupera il pallone. Con gli highlights andiamo nel secondo tempo, rientrano in campo gli stessi 22 della prima frazione di gioco, si fa vedere subito il Crotone al 13esimo con Đurić che spizza il pallone per Ciano, il suo è un cross insidioso, blocca terra Moro anticipando Eramo. Al 22esimo entra nel match anche Nadarevic che sulla sinistra fa fuori Correia, il suo è un tiro che cerca l'incrocio dei pali, pallone che però si perde sulla pista d'atletica. 2 minuti più tardi è il Crotone a farsi vedere in avanti, il cross interessante di Florenzi, non ci arriva Đurić, poi la difesa del Varese libera. 4 minuti più tardi siamo al 28esimo, l'azione si sviluppa sulla destra, il cross nel mezzo di Cassola, De Luca a colpo sicuro, Pedro Correia in calcio d'angolo, Varese vicinissimo all'avvantaggio con questo colpo di testa che possiamo riapprezzare del suo giovane attaccante, decisivo l'intervento del portoghese. Al 34esimo ancora Nadarevic, ancora problemi per la difesa del Crotone sulla sinistra, il suo è un cross insidioso, non ci arriva De Luca, soltanto calcio d'angolo per il Varese. Al 35esimo Crotone vicino al gol con questa punizione di Migliore che sfiora il palo, poi ci prova al 38esimo Damonte, pallone fuori, e nei minuti finali ancora Nadarevic a cercare la via del gol con questa azione, pericolosissimo il bosniaco che fa fuori ancora una volta Pedro Correia, cross interessante, soltanto calcio d'angolo per il Varese. È l'ultima azione pericolosa del match, al Franco Ossola termina 0-0, il Varese di Carbone stenta a decollare per Menichini ed il suo Crotone un pareggio confortante dopo la sconfitta con il Livorno.